non hanno bisogno di noi. Allora, torniamo qui. Un altro aspetto importante, intanto stavano discutendo giustamente che ci sono i pro e i contro delle varie situazioni, diversi punti di vista. Una cosa importante è comunque la formazione, no? Cioè preparare le persone. Voi fate attività formativa di questo punto di vista? Sì, certo, il CESCOT è ente di formazione, per cui quindi la nostra... di preparazione, di supporto, che cosa c'è dietro oltre a questo progetto, al di là del cercare di riunire? Beh, indubbiamente quello di stasera è un momento innanzitutto del commercio di Noventa. È chiaro che il tema della formazione all'interno di questo momento qui è un tema importante, stava discutendo adesso, no, su... come dire, le mentalità, le teste, si parlava con la Presidente. È chiaro che anche un atteggiamento o un mantra viene cambiato nel momento in cui tu entri in un percorso di formazione, approfondisci alcuni temi, ti metti assieme. Sì, anche per far ragionare le persone, le valenze che possono avere certe iniziative anziché altre, no? Posso pensare. Sì, al di là dei contenuti poi tecnici che sono importanti, per cui se si fa digital marketing o si fa un certo tipo di comunicazione in questo momento è indubbiamente un contenuto tecnico importante, però penso che il primo risultato, la Presidente magari potrà anche raccontare l'esperienza che c'è stata all'interno del distretto, sia il fatto che comunque i commercianti, gli imprenditori cominciano a incontrarsi, a stare assieme, a parlarsi, a ragionare anche in una prospettiva positiva e di strategia, di crescita, di miglioramento, quindi la formazione è fondamentale, è il punto fondamentale da cui partono poi tutti gli altri processi. Paura del cambiamento. Vedi che è arrivato un messaggio. Le fiere sagre permettono di far conoscere e mantenere vivo l'interesse di quella zona o paese. Sta poi ai negozianti sfruttare l'occasione per promuoversi al meglio. La fiera del Folpo porta 100.000 persone in 3 giorni, ma quando mai uno si sposta per andare a Noventa? Le porta, però è vero che arrivano quei numeri. Sì, non è verissimo questo fatto. Probabilmente questa è una persona che ci è venuta a Noventa solo per la fiera del Folpo. Che cosa ne dice? Paura anche di mettersi in discussione, mettersi in gioco? No, io direi che non dobbiamo aver paura di mettersi in gioco, assolutamente. Ecco, però io volevo chiedere una cosa, perché è un po' allacciata anche a questo discorso. Ipotizziamo che l'amministrazione comunale a un certo punto riesca ad organizzare anche degli eventi, qualche attrattività, vuoi con la villa, vuoi con qualche altra cosa, poi bisogna anche inventarsene, coinvolgere associazioni, eccetera. Però poi quella giornata non deve essere durante un giorno di lavoro, perché altrimenti sappiamo che poi a Noventa tra l'altro si rincasa a una certa ora, perché sono tutte quante persone che risiedono. Devono essere aperti sabato e la domenica, perché quelle sono le giornate deputate al vivere l'evento, vivere il territorio, anziché prendere la macchina e andare a sottomarina della situazione, anziché da altre realtà che si sono riempite in questi weekend di bel tempo. Siete disposti voi a questo tipo anche di cambiamento? Cioè, per esempio, chiudi pure lunedì e martedì, chi se ne importa, faccio l'esempio della situazione, però garantisci la vitalità anche dal punto di vista commerciale in occasione di qualcosa che il Comune si mette in moto per organizzare. Ma credo di sì, assolutamente sì. Cioè, c'è anche questo tipo di progettualità, chiedo anche dopo. Certo, anche perché sarebbe eventualmente qualche weekend, ci sono parecchi eventi durante l'anno che coinvolgono i commercianti, eventi che abbiamo creato anche noi commercianti proprio da questo modo di vivere il distretto, che è stata occasione di trovarci insieme. Abbiamo creato delle situazioni che hanno portato a far tenere aperti i negozi oltre l'orario di apertura e anche la domenica. Assolutamente, certo. Non si creano problemi secondo lei, oppure possono esserci, perché magari a seconda dell'allocazione anche delle realtà produttive? Ma qua dipende un po' anche dalla strategia che si costruisce assieme, cioè, voglio dire, probabilmente il 15 luglio con 40 gradi alle 5 del pomeriggio forse è meglio essere a Chioggia, no? Che, anzi forse anche i commercianti è meglio che preferiscono andare a Chioggia. Bisogna far coincidere le occasioni giuste con il momento giusto, insomma anche Padova non è competitiva d'estate con il mare, no? E su questo c'è un lavoro da fare indubbiamente, e l'evento è il risultato finale. Io ritengo gli eventi siano un pezzo del risultato finale di un percorso, perché
Se pensiamo adesso a qual è il competitor principale del commercio di vicinato, non è più la grande distribuzione, il competitor principale è l'e-commerce. L'e-commerce vende senza eventi. È lì, no. Ce l'abbiamo in tasca. Sto provocando con questa cosa, però per dire, l'evento deve essere uno strumento di comunicazione, uno strumento di vendita, poi ci sono le cose storiche, la Fiera del Folpo è un elemento storico. Viceversa sono iniziative commerciali che devono essere costruite partendo dai commercianti, partendo da quelle che sono le loro esigenze. La festa della birra calata dall'associazione dall'altro, probabilmente magari qua mi smentite, non è esattamente quella che coincide con le strategie del commercio, non lo so. Per noi sicuramente, per il mio settore sicuramente no, per altri settori sicuramente può portare dei grandi vantaggi, però io ritengo che qualsiasi evento possa portare un po' di visibilità anche a chi direttamente non è interessato. Questo senza dubbio. E per le amministrazioni comunali, cioè, quali sono le criticità che lei ravvede nel suo comune? Quali sono invece gli aspetti da cavalcare, tra virgolette, un po' per renderlo sempre più attrattore e attrattivo? Che in parte siano anche emersi, cioè la vitalità corrisponde anche alla vitalità di chi sta dentro su quei temi, quindi io mi sento di ringraziare anche pubblicamente i commercianti che prima ancora che fosse costituito il distretto si spendevano per loro e magari per il vicino di negozio a cui però non interessava poco o nulla. E più in generale è un vivere il territorio in maniera intensa, consapevole, non risultare solo degli utenti per qualcosa, ma farne parte a pieno titolo. Io credo molto in questa sintesi dei rapporti tra le varie istanze. Cioè se una categoria pensa solo che l'unico beneficio sia fare entrare persone nel negozio per vendere, come dire, nel breve ne avrà un grande giovamento, però poi nel medio-lungo si impoverisce tutto. Se invece insieme troviamo sulla base del momento storico, dei condizionamenti esterni, delle strade nuove, percorriamole. Ecco, nel senso che l'amministrazione non si fissi a continuare a voler fare solo ed esclusivamente quello che ha sempre fatto, percorra strade nuove, magari anche inesplorate, confrontandosi con le persone che di questo vivono. Assolutamente, vi sto seguendo dall'inizio e vi dico che quello che manca nei comuni per il rilancio è la promozione che viene sempre lasciata al privato, sia per il turismo che per le attività distrettuali. Io dico, lo dico io che abito alle Terme e qui nonostante le potenzialità non si fa mai niente, le iniziative anche belle si vengono a sapere al momento. Promozione e comunicazione quindi anche di quanto viene fatto, forse questo anche può essere interessante. Sì, perché c'è un aspetto, scusi che le interrompo, quindi le do molti sono residenti in un comune, hanno la loro casa eccetera, ci tornano la sera, magari portano i bambini a scuola, all'asilo, per carità, quello forse può essere un veicolo, però non è più come una volta, no? Si va al bar, si viene a sapere, tante volte uno va al bar vicino a dove ha l'ufficio o non ci va neanche, quindi è difficile anche essere a conoscenza di tutto quello che potrebbe essere organizzato, che magari ti può coinvolgere anche per il fine settimana stesso. Sì, promozione quindi. È una lettura sulla quale mi ritrovo. È vero anche che gli strumenti che usano le pubbliche amministrazioni, dal volantinaggio che ormai obiettivamente ha poco impatto, ma anche usare i social network, uno presuppone che lì magari uno c'è dalla mattina alla sera, perché tanti di noi hanno una frequentazione periodica nel corso delle 24 ore, tu a quel punto per tutta una serie di dinamiche magari vedi quello che succede a 20 km di distanza, ma non quello che ti sta succedendo sotto l'uscio di casa. Quindi bisogna anche qui trovare delle forme nuove. Io mi rifaccio a chi ne sa molto più di me. Noi in parte, e vedo anche per le terme, si usano gli strumenti classici, si usano anche quelli nuovi, forse non c'è un'integrazione, cioè non c'è un disegno compiuto, per cui è lasciato tutto molto allo spontaneismo. Il rapporto diretto con le associazioni di categoria, che di questo fanno anche la loro mission, è probabilmente la chiave di volta per arrivare effettivamente ai cittadini. In chiusura una battuta.
Direttore. La battuta, possiamo riprendere quello che abbiamo detto all'inizio, sollecitiamo la nostra amministrazione regionale a seguire questo esempio positivo dei distretti e aiutarci in questa fase di start-up. Quindi la regione ha un ruolo comunque. Ha un ruolo importante del sostegno del commercio, un ruolo importante del sostegno dei distretti. È stato costituito recentemente l'albo dei distretti, 90 come diceva il sindaco è rientrata all'interno di questo albo, adesso occorre dar fiato alle polveri e quindi dovete anche autopromuovervi per riuscire ad essere... Noi abbiamo proprio questa idea di creare appunto, in base all'ultima domanda che è stata fatta, un sistema per far sapere ai nostri compaesani, concittadini, di tutte le iniziative che ci saranno all'interno del paese. Questo è proprio il nostro primo obiettivo. E non solo compaesani, concittadini, magari anche agli altri. Perché tante volte l'alternativa fa sempre piacere. Certo. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie a voi, buon lavoro a questo punto. A noi telespettatori ringraziamoli della partecipazione e buon proseguimento. Grazie. Buongiorno.